fatto bene a chiarire subito le parole da usare. Quando sentite dire presunta trattativa, vi stanno mentendo. La trattativa è sicura, è certa, la trattativa è avvenuta. Non c'è soltanto la sentenza Tagliavia, che è un primo grado, molto importante perché specifica che la trattativa non l'ha cercata la mafia, l'ha cercata lo Stato con la mafia. Quindi è lo Stato che va a patti con la mafia naturalmente incassa. La trattativa è già certificata in via definitiva dalla sentenza del processo Borsellino bis, fatto a Caltanissetta, PM di udienza tra gli altri Nino Di Matteo, che credo sia qui presente in piazza, in questa via, e che saluto con gratitudine, che credo di poter condividere con voi nei confronti suoi e nei confronti di tutti i magistrati di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze, che qualcuno vorrebbe coordinare, mentre sono coordinatissimi da diverso tempo, solo che lavorano su 3 fronti diversi. La Procura di Caltanissetta si occupa del delitto Borsellino più uomini della scorta e del delitto Falcone più uomini della scorta. La Procura di Firenze si occupa delle stragi del 93 avvenute appunto a Firenze, a Milano e a Roma, e la Procura di Palermo si occupa della trattativa che accompagna e probabilmente origina le stragi, almeno a partire da Via D'Amelio e a proseguire con quelle del 93, e che provoca prima l'accelerazione di queste stragi e poi la fine di queste stragi. Le stragi sono finite, ma la trattativa non è finita. La trattativa prosegue anche oggi, con ricatti incrociati di cui vediamo ogni tanto i riferimenti in indagini aperte ancora in queste ultimissime ore. Questo per essere chiari. La trattativa non è presunta, la trattativa è certa. Si dirà, ma allora perché fanno le indagini? Non fanno le indagini per scoprire se la trattativa c'è stata, fanno le indagini per scoprire chi l'ha fatta e se tra coloro che l'hanno fatta sono stati commessi dei reati e chi li ha commessi. Quindi la trattativa è certa, bisogna stabilire se ci sono delle responsabilità penali e in capo a chi. Questo è quello che sta facendo la Procura di Palermo. Qual è la ricostruzione contenuta nella indagine appena chiusa dalla Procura di Palermo nell'atto di metà giugno, che ha concluso le indagini e ha notificato le posizioni in capo agli avvocati dei vari personaggi coinvolti? È una ricostruzione che sembra complicata, ma che in realtà è abbastanza semplice. Tutto comincia con il delitto Lima. Delitto Lima è il 12 marzo del 92. Chi è Lima? È l'uomo di Andreotti in Sicilia, è un mafioso, è un parlamentare europeo della Democrazia Cristiana, è l'uomo che insieme ai cugini Salvo, mafiosi anche loro e democristiani anche loro, ha promesso ai mafiosi l'annullamento in Cassazione delle condanne del maxi processo istruito da Falcone, Borsellino e dal loro pool. Il processo arriva in Cassazione, i mafiosi sono sicuri che le condanne verranno annullate dal solito giudice Carnevale, detto l'ammazza sentenze, e invece grazie alla presenza di Giovanni Falcone, che non fa più il magistrato ma è funzionario al Ministero della Giustizia con Claudio Martelli, addirittura dentro il governo Andreotti, bene, il Ministero della Giustizia su impulso di Falcone suggerisce alla Cassazione di far ruotare i presidenti che si occupano dei processi di mafia, non più sempre e soltanto Carnevale ma anche altri, e infatti viene designato un altro giudice che si chiama Valente, e sarà un caso, ma la prima volta che le condanne dei mafiosi vengono confermate in Cassazione è proprio la prima volta in cui non è Carnevale a presiedere il collegio di quel processo, e così il 30 gennaio del 92 i mafiosi vengono quasi tutti confermati nelle loro condanne, ergastoli o molti anni di carcere. Speravano di uscire, restano dentro. È la fine dell'impunità della mafia dopo decenni di sentenze di insufficienza di prove. La vendetta della mafia si scatena contro chi aveva promesso un buon esito di quel processo.
viene assassinato a Mondello Salvo Lima, 12 marzo, verrà assassinato uno dei cugini Salvo nei mesi successivi, l'altro è già morto di morte naturale, e poi c'è una lista di politici nazionali che la mafia ha deciso di eliminare o per vendicarsi perché non hanno mantenuto le promesse o perché hanno tradito le attese dopo aver ricevuto voti mafiosi. È il caso di Martelli, è il caso di Mannino, è il caso di Vizzini, è il caso di Andreotti, si pensa di colpire Andreotti o di colpire i suoi figli, e di altri politici. Sarà un altro caso, ma nessuno di questi politici verrà colpito. Quella lista viene accartocciata da Riina, che aveva già avviato addirittura gli appostamenti per colpire Mannino, lo racconta Brusca. L'ordine non è più quello, la lista dei politici viene accantonata, l'obiettivo diventa un altro, diventano i giudici. Viene colpito Falcone alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica, che avrebbe dovuto essere Andreotti. Andreotti, dopo che hanno ammazzato prima il suo uomo in Sicilia, Lima, poi il collaboratore del suo governo, Falcone, si mette da parte e viene eletto Scalfaro Presidente della Repubblica. A quel punto ufficiali del ROS dei Carabinieri vanno a trovare Vito Ciancimino e gli chiedono di fare da tramite con Cosa Nostra per avviare una trattativa. Dicono gli uomini del ROS di averlo fatto per cercare un modo di fermare queste stragi. Fermare le stragi d'accordo con quelli che le stanno facendo è abbastanza complicato, è abbastanza difficile, e infatti il risultato di questa trattativa non sarà quello di fermare le stragi, ma sarà quello di moltiplicarle, cambiando però l'obiettivo. Non sono più i politici, ma sono magistrati e cittadini. Il primo a farne le spese è Paolo Borsellino. Per anni ci si è domandati perché Cosa Nostra, a distanza così ravvicinata dalla strage Falcone, che già aveva suscitato un'enorme emozione fra la gente e a furor di popolo aveva costretto la politica a varare il famoso decreto antimafia, decreto che poi, col depositarsi delle lacrime e della polvere a capaci, era stato accantonato e il Parlamento non lo aveva convertito in legge. Era il decreto del 41 bis, il decreto del pentitismo, delle norme che Falcone aveva chiesto da vivo per anni e che aveva purtroppo visto trasformate in decreto soltanto da morto. Bene, nemmeno la morte di Falcone convince il Parlamento a convertire in legge quel decreto, che resta lettera morta. Ci vorrà la morte di Borsellino per veder riesumare quel decreto e vederlo ratificare e convertire in legge. Quindi per anni ci si è domandati: ma possibile che i mafiosi siano così stupidi, colpendo due obiettivi così alti, con due azioni così clamorose? Perché era chiaro che se non era col primo attentato, almeno col secondo, lo Stato sarebbe stato costretto a fare qualcosa contro la mafia, e quindi è un atto quasi suicida da parte dei mafiosi. Perché hanno dovuto eliminare Borsellino con quella fretta? Perché si sono indirizzati su Borsellino anziché sui politici che avevano in programma di eliminare? La trattativa ce lo spiega, questa è l'ipotesi investigativa della Procura di Palermo, perché la trattativa viene attivata proprio da alcuni di quei politici che sapevano di dover morire ammazzati, come Lima. I politici non sono colpiti dalla morte di Falcone, perché la morte di Falcone è la morte di un magistrato, non fa parte della loro casta. È l'ammazzamento di un politico che preoccupa i politici. I politici sono molto più preoccupati per il delitto Lima che per il delitto Falcone. E infatti si mobilitano per avviare quella trattativa. Sono loro ad attivare il ROS dal massimo vertice, ed è il ROS che naturalmente non può prendere iniziative del genere senza avere la politica dietro. A nessun carabiniere verrebbe mai in mente di andare a trattare con un mafioso se non avesse un preciso mandato di chi sta al governo. La trattativa va avanti, ma purtroppo c'è un intoppo. Il ministro Martelli, che qualcosa da Falcone ha imparato, fa avvertire Borsellino del fatto che il ROS sta parlando con la mafia.
con Ciancimino e da Ciancimino a Rine Provenzano. Fa avvertire Borsellino e Borsellino, possiamo immaginare la reazione. L'idea che si trattasse con coloro che gli avevano appena ammazzato il suo migliore amico evidentemente gli faceva ribollire il sangue. Borsellino diventa un ostacolo per quella trattativa, perché è un magistrato, perché è il procuratore aggiunto di Palermo, perché potrebbe aprire un'indagine sulla trattativa, potrebbe incriminare chi sta facendo la trattativa, potrebbe denunciarla pubblicamente, potrebbe sputtanare quelli che l'hanno avviata e quelli che li hanno mandati ad avviarla, potrebbe farla saltare con il suo prestigio e con la sua funzione giudiziaria. Quindi va eliminato al più presto, altrimenti la trattativa si interrompe e la mafia riprende il progetto di eliminare i politici, che ancora una volta avrebbero tradito le promesse, per la seconda volta in pochi mesi. Borsellino sa che questa cosa gli dà pochi giorni di vita, furiosamente avvia indagini sulla strage di Falcone, alcuni pentiti cominciano a parlare, proprio scossi dalla strage di Capaci. Uno riesce a interrogarlo, Borsellino, Gaspare Mutolo, e gli parla di uomini dello Stato compromessi con la mafia e gli fa il nome di Bruno Contrada, e mentre dice quel nome Borsellino a Roma, durante l'interrogatorio, viene convocato al Ministero dell'Interno, dove proprio quel giorno, 1° luglio del 92, si sta insediando il ministro dell'Interno nuovo, che si chiama Nicola Mancino e che inopinatamente ha sostituito il ministro Scotti, cioè l'autore del decreto antimafia, insieme a Martelli e a Falcone, naturalmente. In quel momento i simboli della lotta alla mafia nella politica in Italia erano Scotti e Martelli. Il decreto era il decreto Scotti-Martelli. Bene, il governo Amato, che si è appena insediato, cerca di farli fuori tutti e due. Subito dopo la strage di Capaci, Martelli resiste, forte anche dell'indebolimento di Craxi, il suo segretario, che è nei guai per l'inchiesta Mani Pulite. Quindi Martelli riesce a farsi confermare ministro della giustizia, mentre invece Scotti viene spazzato via e sostituito da Mancino, che appartiene alla stessa corrente, la sinistra democristiana, di cui fa parte Mannino, che è uno di quelli della lista. Secondo la procura di Palermo è Mannino ad attivare gli uomini del Ross per avviare la trattativa. Vedremo quali saranno le prove. Sta di fatto che Borsellino viene convocato al Viminale e chi gli fanno incontrare al Viminale? Il capo della polizia Parisi, Bruno Contrada, il numero 3 del SISDE, di cui un minuto prima Mutolo gli aveva parlato come uomo colluso con la mafia. Borsellino è sconvolto, incontra anche Mancino, lo scrive nella sua agenda grigia, quella che abbiamo ancora, non sono riusciti a far sparire anche quella, solo quella rossa, e la grigia c'è. Segna quell'appuntamento. Mancino per anni dirà di non avere incontrato Borsellino, poi dirà che forse gli aveva stretto la mano ma non se n'era accorto perché non lo riconosceva. Tutti gli italiani conoscevano la faccia di Borsellino, l'uomo che aveva portato sulle spalle la bara di Falcone. L'unico italiano che non conosceva il volto di Borsellino era il ministro dell'Interno. L'altra sera ha avuto un altro sussulto di memoria e ha detto: ricordo perfettamente che Parisi mi telefonò dal telefono interno e mi disse: c'è qui il dottor Borsellino, glielo porto per salutarlo, e poi l'ho incontrato e gli ho stretto la mano. Quindi non l'ho incontrato, non escludo di averlo incontrato, ricordo perfettamente di averlo incontrato. Chissà la prossima versione quale sarà. Questi sono gli uomini delle istituzioni che avrebbero dovuto combattere la mafia e manco riconoscevano in volto il simbolo dell'antimafia, cioè Paolo Borsellino.